Ilaria e Adriana alla regia. Buongiorno a tutti. Siamo arrivate alla seconda settimana di Sardegna Sacra on the road. Oggi ci troviamo a Burgos e siamo in compagnia di Gavino Salis, Buongiorno. il presidente dell'associazione Turismo Ingoceano, che oggi ci accompagnerà a scoprire questo bellissimo territorio. Allora Gavino, dici velocemente quali sono le tappe di oggi. Allora, oggi percorreremo un itinerario che generalmente proponiamo ai nostri visitatori che arrivano qua in Goceano. Inizieremo diciamo così la giornata andando a visitare una villa di fine 800 appartenuta all'ingegnere Benjamin Piercy, che fu il progettista della ferrovia in Sardegna. Poi ci sposteremo a Foresta Burgos, dove fra le altre cose vedremo un bellissimo villaggio nuragico. Dopodiché proseguiremo la nostra avventura andando nella foresta dei Tassi in località Sosniberos nella montagna di Bono e concluderemo poi la nostra giornata nella fattoria didattica La Fonte. Benissimo, quindi vedete anche oggi un programma succosissimo, ma tutto questo dopo la sigla. Eccoci, allora prima di partire per questo bellissimo itinerario, come vedete è uscito anche un po' di sole, speriamo che ci assista. Volevo chiedere a Gavino di raccontarci qualcosa in più sul castello di Burgos che appunto vediamo alle nostre spalle. Bene, il castello viene edificato in data imprecisata fra il 1127 e il 1133 dal giudice Gonario II di Torres. Dico giudice perché, come tutti saprete, nel Medioevo la Sardegna era divisa in 4 grandi territori chiamati appunto giudicati, governati da dei giudici. Il nostro castello apparteneva al giudicato di Torres, ma avevamo anche il giudicato di Gallura, Cagliari e Arborea. Gonario, che fu appunto il fondatore del castello, decise di realizzare il castello in questo territorio perché, un po' come oggi il Goceano sta all'estremo confine meridionale della provincia di Sassari, in epoca medievale stava all'estremo confine meridionale del giudicato di Torres. Però la particolarità e il vantaggio, insomma, di questo territorio era che stava proprio nel punto di ingiunzione dei 4 giudicati, cioè il Goceano confinava sia col giudicato di Gallura sia col giudicato di Cagliari che con quello di Arborea. Quindi strategicamente la posizione di questo castello favoriva, diciamo così, il blocco dell'accesso al giudicato di Torres. Quindi Gonario decise di spostarsi da Ardara, che era l'attuale, cioè allora attuale capitale del giudicato, e edificare questa fortezza in questo territorio, munendola addirittura di 3 cinta di mura tutto intorno, perché potete immaginare era costantemente assediata, insomma, dai restanti giudicati. Infatti ha scelto anche proprio una rupe particolare per edificare il castello, molto spettacolare anche da vedere. Una rupe granitica dove praticamente dai materiali di scarto che sono venuti fuori creando il basamento poi della struttura stessa, da quelle pietre sono state costruite le mura, ne sono state portate naturalmente anche tante altre. Diciamo che il castello, per come è stato costruito, quindi in maniera anche ben diciamo così solida, non fu mai conquistato se non una volta dal giudice di Cagliari, che si chiamava Guglielmo di Massa, quando qua nel castello vivevano il giudice Costantino e sua moglie Pronisinda, che venne brutalmente, diciamo così, portata via da Guglielmo, che non riuscì a conquistare il castello, diciamo così, con la forza, però pensò bene di assediarlo, quindi rimase per ben 6 mesi ai piedi della fortezza, attendendo che i castellani finissero tutte le riserve alimentari, e in questo modo, diciamo così, è riuscito ad entrare nella fortezza, a portare via Pronisinda, pare l'aveva portata a Cagliari, rinchiusa nella torre di Santa Igia, attuale Santa Gilla, e lì pare sia morta pochi anni più tardi di malaria, dopo comunque costanti soprusi e violenze. Fu veramente una vicenda molto molto triste che riguardò questa giudicessa, che fra l'altro gli storici descrivono come la donna più bella della Sardegna. Deve essere stata veramente una regina molto molto bella. Ecco, quindi vedete, abbiamo iniziato con una storia un po' triste, un po' travagliata. Anche la storia del Medioevo sardo è una storia molto affascinante, molto bella e poco conosciuta comunque. Quindi insomma è molto interessante anche ogni tanto rispolverarla e parlarne, anche perché poi qua siamo insomma in presenza di uno dei monumenti medievali
per quanto riguarda i castelli, tra i meglio conservati anche in Sardegna. Bene, e adesso andiamo e partiamo per il nostro itinerario nel territorio. Eccoci, siamo arrivate a Villa Persi. Come avete visto abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo attraversato il bosco di Bad Saliges e ci troviamo adesso nel Marghine, in territorio di Bolotana. Siamo in compagnia di Betty Uda, che è una delle guide che si occupano anche delle visite guidate qui a Villa Persi. Buongiorno Betty. Ciao, buongiorno, benvenuti a tutti. Allora, prima di vedere tutto, di fare un bel giro anche in questo meraviglioso parco e anche all'interno della villa, ti volevo chiedere di introdurre anche i nostri ascoltatori a questa visita. Sì, quindi qui Villa Persi, quindi che apparteneva all'ingegner Persi, venuto in Sardegna subito dopo l'Unità d'Italia per la realizzazione del progetto delle ferrovie, quindi della Sardegna. È arrivato qua, ha scoperto, come dire, dei luoghi particolarmente interessanti in Sardegna, tra cui appunto Bad Saliges, in cui ha deciso di acquistare una tenuta, quindi compresa una piccola casetta che era già preesistente appunto nella villa, e realizzare qui un'impresa agricola, praticamente, quindi sfruttando un po' la tradizione, la vocazione del territorio. E lui e i suoi eredi sono stati qua a portare avanti questo progetto per un secolo praticamente. Era una fattoria anche molto innovativa per i tempi, giusto? Sì, era molto innovativa, tra l'altro sfruttando sempre la ferrovia. Il latte veniva trasportato tutte le mattine qui da Padrumannu, vicino a Bad Saliges, a Cagliari, dove avevano la latteria Padrumannu, quindi parliamo anche dei primi spostamenti di merci fresche praticamente in Sardegna tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. La villa nasconde qui una storia, diciamo, un po' articolata e che si espande anche ad altre vicende europee, perché la nipote Donna Vera, sposata a un ambasciatore italiano, quindi Giorgio Mameli, ha poi vissuto le missioni diplomatiche più importanti della seconda guerra mondiale, e quindi in realtà dentro questa villa si nasconde una storia particolarmente intrigante. Quindi scopriremo anche delle pagine di storia inedite, anche di un periodo recente, ma comunque molto molto affascinante. Eccoci, come avete visto abbiamo girato intorno alla villa e ci troviamo all'interno del giardino botanico di Villa Persi. Il giardino botanico è un'altra delle unicità di questo luogo speciale e anche uno di quelli che rendono famosa Villa Persi, giusto Betty? Sì. Quello che non tutti sanno, diciamo, di Benjamin Percy è che lui era un grande appassionato di archeologia e botanica. Ed è proprio dalla sua passione per la botanica che è nato poi quest'orto botanico appunto che vediamo alle nostre spalle, che è costituito da piante autoctone del territorio e piante esotiche, quindi che lui ha deciso di portare quindi da altre parti appunto del mondo, e che qui hanno creato un habitat insomma particolare. Qui la zona è, come dire, caratterizzata soprattutto dai tassi millenari. Che vedremo anche più tardi. Ecco, Betty, facci qualche esempio di questi alberi esotici che Benjamin Percy ha portato qui da tutto il mondo. Per esempio abbiamo due alberi monumentali, un abete rosso di Spagna e un faggio, e abbiamo il cadocedri, il cedro dell'Himalaya, abbiamo il bosso, un iperico del Caucaso. Quindi insomma dall'estrema Europa all'Atlantico, all'India potremmo dire. Sì, fino ai nostri tassi millenari, autoctoni.
Ecco, stiamo facendo una bella passeggiata all'interno del giardino botanico. Che cosa sono, Betty, queste piante piccoline che sembrano proprio giovani giovani? Questo è un calocero della California. La meraviglia è che non c'è stata tantissima cura di questo giardino e le piante si sono rigenerate da sole e quindi qui vediamo i baby. Quindi la natura che fa da sé. Sì. Eccoci, siamo arrivati all'abete di Spagna. Wow, che meraviglia! Quanto è alto questo albero? Che so dire? Ecco, vabbè, io ho sempre il Veneto. Eccoci, questo è l'abete rosso di Spagna. Wow, veramente meraviglioso questo albero. Betty, mi sai dire quanto è alto? 25 metri. Ecco, visitando questo meraviglioso giardino siamo arrivati in uno dei punti più famosi e più celebri, il tunnel dell'amore. Sì, realizzato con il Bosso, uno dei tunnel più lunghi d'Italia. E ora lo percorreremo, andiamo. Ecco, siamo quasi arrivati alla fine del tunnel e mi dispiace che non possiate sentire questo meraviglioso profumo proprio del legno di Bosso, è un profumo inebriante. Infatti mi stavano dicendo che questo giardino è anche ottimo per l'aromaterapia. Chiaramente tutte le resine profumate degli alberi, le cortecce, questi profumi hanno anche un effetto terapeutico. Siamo entrate all'interno, vabbè, io sono veramente entusiasta perché è la prima volta che riesco a entrare dentro la villa ed è veramente meravigliosa. Raccontaci qualcosa in più, Betty. Sì, qui siamo all'interno del salone, che è anche la stanza più originale. Infatti, come vedete, abbiamo le pareti, quindi in stile inglese originali, abbiamo l'affresco che si è conservato e i mobili originali donati da Giorgina, che è appunto l'ultima, diciamo, dei Terzi ancora in vita. Che bello. Qui abbiamo tutti oggetti tra fine 800 e l'inizio insomma, del 900. All'interno dello studio e qui abbiamo la sala da pranzo. I due ambienti erano separati da una libreria a tempo. A girare per queste stanze appunto di questi mobili d'epoca, suppellettili, sembra quasi di vedere ancora questi personaggi che girano per le stanze. Sì, lui è Benjamin Herbert, il figlio quindi di Benjamin Percy, che ha portato avanti l'opera del padre, nonché
padre di Donna Vera, di cui parleremo tra poco. Ecco, siamo salite al primo piano e dove siamo in questo momento? Questa è proprio la stanza di Donna Vera Piersi, è sposata appunto con Giorgio Mameli, ambasciatore, e questa è proprio la nostra Donna Vera, un personaggio molto particolare, imprenditrice, ambasciatrice, e qui abbiamo un po' di oggetti d'epoca. E questo è la sua toilette originale. Bellissime anche queste immagini storiche che ci fanno vedere l'azienda agricola dei Persi di cui abbiamo parlato all'inizio. Sì, e qua infatti vediamo tra i primi macchinari agricoli, insomma, che arrivano in Sardegna intorno agli anni 50. Questa invece è la stanza di Giorgina, la figlia di Donna Vera, che è ancora in vita, vive nel nord Italia. Quindi queste sono praticamente le torrette però viste dall'interno, giusto? Sì, esatto. E dovete sapere che queste torrette nascondono dei nidi storici. Per esempio? Barbagianni, Wow. quest'estate è cresciuto un Barbagianni qui dentro, quindi l'abbiamo visto da piccolino fino a quando ha spiccato il volo. Che bello! È stato emozionante, sì. Ecco, invece questa, Betty, mi dicevi è la stanza degli ospiti, giusto? Sì, la stanza che ha ospitato tanti ospiti importanti per tutta l'epoca insomma dei Piersi e che adesso ha un po' insomma di oggetti d'epoca, tra cui vi presento una toilette insomma della fine proprio dell'Ottocento che apparteneva ad una signora di Volottana. Questa è particolare perché come vedete ha anche lo scarico. Ecco, siamo tornati fuori, abbiamo concluso questa bellissima visita, grazie Betty. Un viaggio nel tempo, insomma, dall'Ottocento fino alla prima metà del Novecento, interessantissimo. Un giardino meraviglioso che vi consigliamo veramente di venire a visitare in tutte le stagioni perché ogni stagione ha una sua particolarità, ha i suoi colori, i suoi profumi, le sue fioriture. E adesso siamo pronti per continuare la nostra giornata. Dove ci porti, Gavino? Adesso andremo a Foresta Burgos, quindi ci rimmergeremo in un'altra natura incontaminata e selvaggia tutta da scoprire. Benissimo, andiamo ragazzi, state con noi. Foresta Burgos diventa importante praticamente nello stesso periodo di Villa Pirsi dove siamo appena stati, quindi parliamo fine 800, primi del 900, perché nel periodo delle due guerre mondiali appunto lo Stato investì in questo territorio facendo arrivare dei militari da tutta Italia
che qui preparavano i cavalli che poi venivano utilizzati in guerra. Quindi Foresta Burgos divenne un centro di addestramento equestre e i militari stessi che vivevano qua, non avendo un luogo dove pregare, decisero di realizzare questa chiesetta, che tantissimo risente infatti dell'influsso di questi militari che arrivavano un po' da tutte le parti d'Italia. Costruendo questa chiesa misero un po' di suo ognuno di loro, quindi all'interno non tanto, cioè si vede che è una chiesetta sarda, però vista dall'esterno effettivamente si nota questa influenza. Poi faremo un giro, vedete appunto in particolare soprattutto del campanile, che è tipico delle chiesette del nord Italia. Attualmente qua a Foresta Burgos abbiamo l'Agris, quindi questa vocazione per il cavallo non si è persa nel tempo, ma abbiamo l'Agris che si occupa della salvaguardia delle specie equine, degli asini andini dell'asinara, degli asini tipici sardi, dell'anglo-arabo, della giarabba, insomma tante specie, e quindi la vocazione del cavallo si è tenuta nel tempo. Ecco, siamo arrivati vicino al sito del Nuraghe Costa, ma vorrei chiedere a Gavino di farci una piccola introduzione su questa zona, anche insomma qua abbiamo un bellissimo panorama. Sì, allora praticamente tutto intorno è possibile vedere diverse strutture, c'è l'ultima stazione dei carabinieri a cavallo, c'è il vecchio compendio della scuola di polizia che adesso non c'è più, Sono queste strutture che sono qua, queste giusto? strutture che vediamo da questa parte. Attualmente le scuderie vengono utilizzate dall'Agris, che si occupa appunto della salvaguardia delle specie equine, e la cosa particolare è che intorno comunque a questo sito archeologico sono presenti nei colli praticamente tutto intorno diversi nuraghi che quasi sembrano una sorta di sentinella intorno a questo grande nuraghe che adesso andremo a visitare. Allora, chiaramente questi siti sono visitabili tutto l'anno, però ci sono anche degli appuntamenti particolarmente importanti, vero Gavino? Tu sei tra gli organizzatori? Sì, io il giorno di Ferragosto organizzo qua un evento culturale e sportivo che unisce più attori, sia quelli culturali che fanno le visite guidate nei siti archeologici, ma anche lo sport, quindi canoe nel laghetto, cavalli nel maneggio, Che quindi bello. battesimo della sella, insomma tante attività. Poi non trascuriamo neanche il lato della fede, quindi con la messa in onore della Madonna proprio di Ferragosto. È un evento che accontenta un po' tutti, anche dalle fasce più piccole alle fasce più grandi d'età. Bellissimo. Quindi l'evento è Foresta in Festa, e il 15 agosto di ogni anno. Ok, Foresta in Festa. Eccoci, ci siamo avvicinati alle strutture dell'insediamento nuragico del Nuraghe Costa, noto anche come Sarreggia, giusto? Sì, esatto. E qua ci troviamo in prossimità di questa grande muraglia che cingeva in un primo tempo l'insediamento, che poi in una fase più evoluta si amplia anche fuori dalla muraglia. È una muraglia imponente, ma è particolarmente interessante anche per il suo stato di conservazione. In origine doveva essere alta circa 5 metri, giusto? Sì. Anche un po' di più rispetto a come la vediamo nei punti meglio conservati. Qua ci troviamo davanti a uno degli ingressi, potete vedere l'architrave, e che ci fa capire anche quanto ancora c'è da scavare per arrivare a quello che era il piano di calpesti originario. Quanto si conserva in lunghezza ancora la muraglia, Gavino? Allora, allo stato attuale se ne conservano circa 60 metri, quindi diciamo anche un Sì. bel tratto, se vogliamo, si è arrivato Notevole. notevole, esatto. Bene, adesso ci avviciniamo all'interno e vi faremo vedere i resti del Nuraghe Costa.
Ecco, siamo arrivati ai resti del nuraghe, una struttura imponente, siamo in presenza di un nuraghe complesso, ancora tutto da mettere in luce e da scavare. Infatti, come possiamo vedere, tutto intorno troviamo degli imponenti crolli anche, quindi delle pietre crollate dalle parti alte delle murature. Qua ci troviamo in prossimità dell'ingresso esterno. Non so se in mezzo ai rovi riuscite a scorgere l'architrave che dava accesso al cortile interno che ora vedremo. Ecco, siamo entrati all'interno, chiaramente oggi non è più possibile, come abbiamo visto poco fa, passare dall'ingresso originario e ci troviamo proprio davanti al cuore del nuraghe, la torre centrale. Che oggi non è interamente accessibile proprio perché anche all'interno è colma di crolli, quindi diciamo che è accessibile soltanto il corridoio di ingresso e un tratto del vanoscala che portava ai piani superiori. Qui davanti a me invece vedete quello che era il cortile interno del nuraghe, anche questo chiaramente colmo di crolli e di vegetazione. Oggi sono visibili due delle torri periferiche del nuraghe che adesso vi mostreremo, mentre invece le strutture sul lato sud del nuraghe non sono oggi di facile lettura, tant'è vero che non siamo nemmeno sicuri di quante torri avesse questo nuraghe. Si pensa che fosse un quadrilobato. Eccoci, questa è la meglio conservata tra le torri periferiche. Vedete, qua si trovava la Tolos che oggi non c'è più, ma riusciamo a capire qual era proprio l'andamento di tutta la struttura della camera. Chiaramente anche questa è piena di crolli, infatti attualmente ci troviamo a un livello molto alto rispetto a quello che era il piano di calpestio originario, e questo lo vediamo soprattutto osservando l'ingresso della torre, quindi potete vedere il dislivello che c'è tra i nostri piedi e l'ingresso della torre, tra l'altro con questo bellissimo corridoio di ingresso monumentale, questo grande architrave. Bene, adesso continuiamo la nostra visita. Dove andiamo, Gavino? Ci spostiamo fuori le mura e andiamo a visitare il villaggio che sta all'esterno, dove qualche anno fa è stata fatta una campagna di scavi e sono state portate alla luce alcune capanne. Ecco, siamo entrati all'interno di una delle capanne che sono state scavate, anche una delle meglio conservate. Come avete visto, ci troviamo davanti a una serie di ambienti collegati fra di loro che davano su uno spazio comune centrale, quindi una configurazione tipica dei villaggi nuragici di età tarda, quindi posteriori alla costruzione del nuraghe. Adesso però andiamo a visitare un'altra capanna interessante, vero Gavino? Sì, andiamo a visitare questa capanna interessante e particolare perché all'interno è stato addirittura ritrovato il focolare e quindi merita insomma una particolare attenzione. Andiamo. Allora, qua è stato ritrovato all'interno di questa capanna questo focolare, in realtà metà focolare qua al centro e l'altra metà è stata ritrovata qua. Non si sa per quale motivo insomma sia stato spostato, però è bello, interessante averlo trovato. E poi sono interessanti anche questi elementi che fanno parte, non si sa, forse di un arredo insomma della capanna stessa. Bene, abbiamo terminato la visita al sito. Come vedete qua ci sono anche tantissimi alberi che sono dei monumenti di per sé, e ci rimettiamo in cammino per terminare il nostro tour. Qual è l'ultima tappa, Gavino? Allora, adesso ci sposteremo nel territorio di Bono, andremo a visitare una delle foreste più grandi d'Italia, la foresta dei Tassi, che è molto interessante e quando la vedrete capirete perché. Wow, non vedo l'ora, dai dai!
ragazzi, siamo arrivati, ma guardate che meraviglia, veramente è indescrivibile, ci sono dei colori incredibili, insomma, vedere anche tutti questi tronchi coperti di muschio, di rampicanti, non so, per me è veramente un'emozione incredibile, è veramente un luogo speciale. Gavino, raccontacelo. Allora, questa è la foresta di tassi più grande d'Italia, pensate che occupano un'estensione di circa 5 ettari e mezzo. Non è una foresta nata spontaneamente qua, ma è stata impiantata, pare, dai frati francescani, perché qua nelle immediate vicinanze abbiamo il primo convento francescano nato in Sardegna. E i francescani pare abbiano impiantato queste piante perché erano delle piante velenose, ma dal veleno di queste piante ottenevano un medicinale che faceva benissimo per i problemi respiratori, quindi uno sciroppo curativo. Pensate che le bacche del tasso sono velenose perché all'interno della bacca ci sono dei semini che sono lettali, però gli uccelli sono gli unici animali in natura che riescono a mangiarle senza morire, perché non avendo un apparato dentale, quindi non masticandole, ma ingoiandole e poi espellendole, non muoiono, quindi riescono a mangiarle tranquillamente senza morire. Interessantissimo, ma quindi i tassi più antichi quanti anni possono avere? Guarda, gli esemplari più antichi ipotizziamo siano più o meno del 1200, periodo in cui appunto i frati francescani edificarono questo convento, e quindi da quel periodo in poi ipotizziamo 1200-1300, quindi orientativamente stiamo parlando di questo periodo. Pazzesco. Eccoci, siamo arrivati all'ultima tappa di questa lunghissima, intensissima, emozionante giornata. Siamo alla fattoria didattica La Fonte, la fattoria di Gavino, e adesso insomma ci dirà tutto quello che c'è da vedere qui. Allora, inizieremo con la visitare Gallilandia, che è un villaggio di galline provenienti da tutto il mondo. Poi ci sposteremo a Nuragide, che invece è un villaggio in miniatura nuragico, abitato da occhi anatre da tutto il mondo. E infine concluderemo con una visita al Gocceano in miniatura, che rappresenta tutto il territorio del Gocceano. Bellissimo. Eccoci, io volevo chiedere a Gavino com'è che ha avuto l'idea di creare questo parco delle galline di tutto il mondo. Allora, l'idea nasce principalmente per far conoscere ai bambini intanto le diverse varietà di galline che troviamo nel mondo. Qua si può dire che c'è una piccola rappresentanza, anche perché comunque in un mondo dove l'accettazione è sempre, diciamo così, un grosso problema, far vedere ai bambini che gli animali invece condividono serenamente, pur essendo di provenienze completamente diverse, è un messaggio che mi piace dare ai bambini, che poi saranno i futuri adulti, quindi saranno il nostro nuovo mondo, e speriamo che partano con queste idee migliori rispetto a quelle che hanno conosciuto. Bene, qua invece Gavino ti sei divertito a ricreare, a reinterpretare dei monumenti archeologici, ma sempre con le anatre, giusto, di tutto il mondo anche qua.
Esatto, questo diciamo così l'obiettivo per cui è nato questo mini villaggio nuragico abitato da oceanatri che arrivano da tutto il mondo è proprio quello di far avvicinare i bambini all'archeologia in un modo un pochino diciamo così accattivante, quindi incuriosendoli con gli animali e poi giustamente mostrandogli anche le impronte del nostro passato. E siamo arrivati anche al Gocciano in miniatura, incredibile, ma hai fatto tutto da solo? Più o meno. Sì, dai, è stata una mia idea e poi praticamente volevo valorizzare il territorio del Gocciano a 360 gradi e quindi fare una mappatura in miniatura dell'intero territorio per dare l'idea ai turisti che arrivano di ciò che è possibile visitare nel territorio, non solo con me ma anche con le altre entità operanti nel territorio che comunque valorizzano tutti i siti presenti di interesse, sia naturalistici, archeologici, faunistici. C'è tanto da vedere nonostante il territorio non sia grandissimo, però è ricchissimo di emergenze di tutti i tipi, naturalistiche e archeologiche. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa entusiasmante puntata. Ringraziamo Gavino Grazie a voi. Salis per averci accompagnato durante questa giornata, il Bed and Breakfast Adelasia di Burgos per averci ospitato e anche la Proloco di Bolotana e Ecoturismo Sardegna per la parte che abbiamo girato a Villa Persi. E che dire, speriamo che vi sia piaciuta e che potrete venire al più presto a visitare di persona questo bellissimo territorio che, come abbiamo visto, è bello in tutte le stagioni. D'estate in particolare c'è molto fresco, quindi non c'è il problema del caldo che invece abbiamo in gran parte della Sardegna, ma come abbiamo visto è bellissimo anche in pieno inverno. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un commento, lasciateci i vostri feedback che ci servono per caricarci sempre di più di entusiasmo per poter continuare il viaggio, ma anche per poter migliorare il vostro lavoro. E ringraziamo tutti quelli che ci stanno sostenendo, sia con i commenti sia anche con le donazioni che ci aiutano a pagare le spese vive del viaggio, che con l'acquisto anche delle t-shirt e i gadget del nostro sponsor Macocco. Quindi davvero grazie a tutti i ragazzi, ci vediamo domani mattina alle 8 e noi vi salutiamo. Ciao!